future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato al paese a stelle e strisce per cominciare la giornata e la settimana in maniera più smart, più attenta a quello che è successo al di là dell'Atlantico. E cos'è successo al di là dell'Atlantico questa scorsa settimana? Tantissime notizie come sempre, ma un terzo attentato che avete visto sicuramente anche nei TG italiani alla persona di Donald Trump durante un incontro importantissimo che viene dedicato alla stampa, un incontro che negli anni è stato storico, ma ne parleremo più avanti quando verrà, si spera e si pensa pure ripetuto, un incontro che ad esempio, giusto per darvi una piccola anticipazione, nel 2011 vide Obama scagliarsi contro Donald Trump con quella battuta in cui dichiarò che Donald Trump, a differenza di Obama, non sarà ricordato come presidente degli Stati Uniti. Ecco, un incontro così importante che ha visto, che doveva vedere anche un discorso di Donald Trump di circa un'ora. Ma cosa è successo? Mettiamo in ordine i fatti. Purtroppo uno shooter, un ragazzo di 31 anni, un insegnante, un laureato in ingegneria e informatica, quindi non parliamo dello stereotipo di persona ignorante, ecco, quindi una persona che tra l'altro ha vinto concorsi di robotica nella propria università, una persona che nel 2024, dicembre 2024, aveva vinto il premio di miglior insegnante del mese. Questo per far capire quanto la politica americana, quanto questi discorsi veramente aggressivi per quanto riguarda la politica possano influenzare chiunque. Parliamo di una persona che era arrivato in un hotel in cui tra l'altro non vi erano stati controlli, come dichiarato da uno stesso giornalista. Le persone non sono state controllate fino al giorno di sabato alle 5. Quindi una persona prenota nell'hotel dove sta per esservi un incontro del Presidente degli Stati Uniti, ecco, i servizi segreti hanno deciso di non controllare i bagagli. E cosa vi era addosso allo shooter? Un fucile e addirittura anche un'arma calibro 38, una pistola calibro 38. Un personaggio che tra l'altro ha inviato il proprio manifesto politico ai propri familiari prima di attuare l'attentato, una persona che aveva dedicato tra l'altro parole al vetriolo proprio nei confronti dell'amministrazione Trump, aveva dichiarato ai suoi familiari con questo manifesto che voleva colpire un presidente, parole sue ovviamente, pedofilo, stupratore e un omicida. Quindi parliamo di una persona radicalizzata probabilmente dal discorso che viene fatto dai democratici, soprattutto online. Quindi questo per far capire che può capitare a chiunque, anche persone di un'età più avanzata rispetto al ventenne shooter dello scorso attentato, ma ricorderete anche il 56enne che aveva cercato, il secondo attentato ai danni di Donald Trump, aveva cercato di invadere il parco da golf del presidente. Parliamo anche di un Donald Trump che ovviamente nell'intervista
dedicata a 60 Minutes, si era pure scagliato giustamente contro la giornalista che aveva letto in diretta parte del manifesto politico dello shooter. Parliamo di un Donald Trump che tra l'altro è al centro di varie vicende, ovvero, oltre alla questione importantissima ovviamente dello shooter, parliamo anche di un presidente che in questo momento sta lottando per la cittadinanza per quanto riguarda lo ius soli. Perché? Perché il presidente in questo momento sta cercando di bloccare la cittadinanza, ovviamente per quanto riguarda la nascita sul territorio statunitense. Questo sarà poi discusso proprio in questi giorni dalla Corte Suprema, una Corte Suprema che il presidente ha attaccato in due modi. Tra l'altro la Corte Suprema, che ricorderete secondo i tanti critici di Donald Trump, era servita al presidente degli Stati Uniti per qualche nomina effettuata. Una Corte Suprema che Donald Trump ha dichiarato come debole per quanto riguarda la parte conservatrice e molto poco intelligente invece quando ha criticato una giudice considerata liberale. Parliamo anche, tra l'altro, di un presidente che però invece, andando nelle notizie più serene, è riuscito ad avere un accordo con le tante aziende farmaceutiche americane, con una delle tante aziende farmaceutiche americane, con la Johnson Johnson, ma anche con Pfizer, ma anche con AstraZeneca, ma anche con Nordisk e altre aziende ovviamente, per avere dei medicinali sul sito Trump RX, un sito dedicato proprio a medicinali, all'acquisto di medicinali per persone sprovviste o di assicurazione o che comunque debbono poi comprare con la prescrizione medica dei medicinali che non sono tutelati dalla loro assicurazione sanitaria. Quindi parliamo di uno dei successi, in questo caso, dell'amministrazione Trump, che tra l'altro si era dato come obiettivo all'inizio della propria amministrazione, della sua seconda amministrazione, ovvero l'abbassamento dei prezzi dei medicinali. Parliamo anche, tra l'altro, con tematiche di elezioni, quello che sta avvenendo negli Stati Uniti per quanto riguarda una pratica che ne avevamo discusso anche nelle precedenti puntate, ovvero il gerrymandering, la redistribuzione dei distretti nei vari stati. Che è successo stavolta? Quando i repubblicani degli stati del Texas, dell'Ohio, della Florida avevano cercato, soprattutto Texas e Florida, perché sono a maggioranza repubblicana, hanno cercato proprio di mettere in atto un gerrymandering, quindi una redistribuzione di distretti, e quindi distretti che sarebbero più favorevoli ovviamente per quanto riguarda le votazioni. I politici democratici sono addirittura fuggiti dagli stati, mettendo quindi in difficoltà ovviamente il procedimento democratico. Ma invece i cattivi repubblicani, quando sono stati gli stati democratici della California, ad esempio, e ora della Virginia, a ridistribuire i distretti, soprattutto adesso è importante perché stanno per arrivare a novembre le elezioni di medio termine, quindi fondamentali i distretti anche per quegli stati in cui vi è una possibilità che vinca una o l'altra parte politica. Parliamo anche quindi di democratici che non si fanno problemi ad andare contro i propri stessi dettami politici. Ma sempre rimanendo tra l'altro con gli Stati Uniti, purtroppo in questo momento stanno verificando 2 disastri naturali, in Oklahoma con dei tornado e a Los Angeles con i soliti, purtroppo per loro, incendi. Una Karen Bass, ricorderete il sindaco di Los Angeles, che si è recata tra l'altro dal cattivo Donald Trump, che aveva criticato tanto
in passato proprio per l'ottenimento di fondi al fine di poter salvare vite umane. Una Karen Bass, che ricorderete, ne avevamo parlato anche nelle scorse edizioni di questa rubrica, aveva cercato di ridurre tra l'altro i fondi per i pompieri. Ecco, poi altre notizie molto importanti, parliamo del Golden Dome. Il Pentagono sta continuando in questo progetto molto importante per l'amministrazione Donald Trump, con dei contratti che per ora si aggirano a 3,2 miliardi di dollari. Ovviamente poi il progetto totale arriva addirittura fino a 185 miliardi. Vedremo se riuscirà il Pentagono a mettere in atto questo progetto molto molto costoso, ma anche fondamentale per la sicurezza, secondo l'amministrazione Trump, perché dovrebbe proteggere ogni possibile attacco dall'orbita terrestre. Andando avanti, tra l'altro, con le notizie, altra notizia per quanto riguarda sempre la sicurezza nazionale, ecco, arriviamo a 72 miliardi pronti come fondi per ICE, la polizia dedicata all'immigrazione. Quindi siamo sempre più nell'ottica che ICE rimarrà perlomeno per tutta la durata dell'amministrazione Trump e sarà adottata sempre più frequentemente. Parliamo anche, tra l'altro, di un Donald Trump che forse, questo riporta Fox News, non in altri siti di informazione, ecco, Donald Trump vorrebbe la Russia nel G20 a Miami, quindi vedremo anche se si riuscirà finalmente a distendere l'aria fra queste due superpotenze e soprattutto se finalmente si riuscirà ad avere perlomeno una lotta fra questi due grandi blocchi, Cina e Russia, con Stati Uniti e Europa, che sia più economico e non politico e non violento. Parliamo tra l'altro di Stati Uniti. Quest'ultima notizia poi sono costretto a salutarvi, che vedranno anche l'incontro fra il re Carlo e il presidente Donald Trump per parlare di NATO, per parlare di tasse digitali, per cercare anche di distendere i rapporti fra i due paesi, dopo che il primo ministro, Starmer, il socialista Starmer, ha negato l'appoggio agli Stati Uniti per quanto riguarda il conflitto in Iran, un conflitto in Iran che sembra stia andando tra l'altro nella parte giusta della storia, perché grazie a un appello pubblico di Donald Trump si è evitata l'esecuzione di 8 donne che erano state arrestate per le proteste contro il regime. Con quest'ultima notizia vi saluto, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti. Avete ascoltato Te la ridò io, l'America. Potentially destructive force if we don't get freedom.